nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. Arrussa de Pré. Questa è la Arrussa, a storia da Arrussa de Pré, un personaggio che le veniva a far parte di quelli popolari senegi come a Scia Elena di Gatti de Portoia, o Paciugo qua Paciuga e altri. Ma questo è un po' particolare per il suo gesto tegno, umano, commovente, o là attirò l'attenzione di diversi scrittori di feti passè, desena nostra. Arrussa de Pré a praticava o coscidito mestè civeggio do mondo. Queste donne vegnan a me falofore, passeggiatrici, che dan tanti nomi, ma chi a Sena e ciamemmo con un nome solo. E beh, bagasce. Comunque Arrussa de Pré l'aveva in posto fisso in via Pré, all'incrocio do Caruggio de Fegevege, che o legista ancon, che quello de Fegevege e quello de Fegeneve. S'appostava lì in quello canto verso e tue de Seia. Come l'arrivava lì, se ne andava o limonà, il nomin che lì o le asteto tutto il giorno cu se sestin intera a vende limon. O lea un po' come in cangio che fava. A Seia veniva a Rossa e se ne andava o limonà. A mattin veniva o limonà e se ne andava a Rossa. Poi va che segnoressa. Non se parlava. Uno vendeva limon e l'altra dell'altro, ma affari sé. Ma la Seia a Rossa s'accorse che un limonà uno che gli arrembò a miagia con suo sestin. A Seia dopo manco e l'altra ancon manco. Alla pensò che poteva sta ma e aveva bisogno d'agitto. A domanda, a se informa. Non che vegnaci in mente i clienti di ne a vegna a savei dove sta. A monta 4 rampe de scai streite, scue e assonda sende brichetti finalmente alla riva in cima. Una portetta arrembà, socchiusa. All'arve. Un limonaule lì steso, in scena branda. Vigin poso in terra o se sestin de limon. O stamà. A Rossa acciamma un mego do comune, che poi o lea anche o suo mego e de sue amiche. Ma non che c'è niente da fa. L'omin o serra oggi. O mego dice che o mandia pigià cosciente quella mainea che le detto de fa in te quelli casi quando uno non l'ha nessuno. A Rossa de Pré e sue amiche si riuniscono in to bar. A Rossa pensa a quell'omin che tante volte ga ricordò suo poè. A pigia una decisione. Sì, l'omin o la via l'ha sempre vissuto a Pré, vicino agli altri, e Pré non deve ignorarlo. Insieme fanno una coletta, e l'omin o la via in degno funerale in tagegia da Madonna Bambina a Pré, un funerale da buon cristiano. E chi assunzemmo feto un po' tragico-comico, se così si può dire, e case di via Pré son ertissime, con scale strette, come ho detto. Ente quelli casi, e forse anche un'ova, a bara non poteva passare dai scale strette e avveniva calado o barcon con una corda. Così venne fatto per un limonà. Se no che venne pigiò mai misure e a bara s'afferma al secondo cian da casa. Venne domandò a chi che stava, detto che de lì poi a sca allea più larga se poteva fa la passata dentro in casa. Ma lì che stava una vegetta che non ne voleva savei de fa passare un morto in casa sua. Intanto che s'aspettava che quella si decidesse, o prevo l'aspettava su in tu caruggio coi ciechetti per accompagnare un morto in gesia. I ciechetti battusi fan despetti a tutti e o prevo si innervosisce e ugia due scupassuin, 2 schiaffi, ma adetti ai ciechetti.
Apriti, o cielo, a Rossa i compagni se lancian addosso au preve con la veiva picoi figiù e o cuncian malamente, tanto da doverlo sostituì in preve tusueno. Finalmente a bara sciorte do porton e all'intrangegia, pinga de fiori e ao sonno dell'organo. Finiu a messa un corteo de amighe da Rossa con lei in testa o la compagna o limonà fin all'incrocio do carruggio de fogge vege, dove l'omino s'assustava o s'appostava con suo cestin a vende limoin. Tanti curiosi e curiose che in via Pre a vede sfilà quelle donne quella mattina senza trucco e commosse, specialmente curiose che s'amiavan ben de accodarsi a quello corteo per non essere pigiè per una de quelle. Ma a canzun che va a fin de questa storia veramente esistia, a testimonia che a Rossa de Pre e a quelle come lei, con le lagrime agli occhi, dentro al petto batte un cuore.